Stava rientrando dopo una giornata di lavoro a casa, l'aspettavano il marito e i due figli, ma nella sua abitazione di quartiere Pre a Bassano, Maida Saladi, 59enne di origini marocchine, non è mai arrivata. È morta a seguito delle gravi ferite riportate nello scontro con una Polo avvenuto in via Manzoni a Rosà intorno alle 18 di ieri sera. Inutili gli immediati soccorsi dei primi testimoni e di alcuni residenti, subito seguiti dal personale sanitario dell'ospedale San Bassiano. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale e presenta diversi punti da chiarire. La donna viaggiava in sella al suo motorino in direzione Cartigliano, forse un sorpasso azzardato del ciclomotore e lo schianto inevitabile con l'auto condotta da una 29enne di Castelfranco Veneto. Nessuna delle due è riuscita ad evitare il violento impatto avvenuto peraltro nella parte di carreggiata su cui procedeva regolarmente la vettura. La 59enne è stata sbalzata in avanti cadendo rovinosamente in una zona di piante e sterpaglie. Le gravissime lesioni riportate non le hanno lasciato scampo. I primi soccorritori hanno faticato a trovarla a causa del buio. La giovane automobilista sconvolta è stata accompagnata in un'abitazione della zona ed è stata subito raggiunta dai familiari. Sarà indagata per omicidio stradale, un atto dovuto in attesa di ricostruire la dinamica definitiva del sinistro. I mezzi e il casco dell'operaia sono stati posti sotto sequestro. E un altro grave incidente è avvenuto stamattina intorno alle 5:30 lungo via Castione a Rossano Veneto. Un'auto si è scontrata contro un tir e il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.